Ieri siamo stati a Marghera ad assistere all'inizio dell'abbattimento di quello che fu un asilo dismesso e diventato un buco nero, dove nel tempo hanno trovato dimora senza tetto, spacciatori e delinquenti, cacciati per essere poi sostituiti da altri senza tetto, altri spacciatori ed altri delinquenti. Ora si parte da zero per dare vita con una collaborazione tra ULSS Tre Serenissima, Regione Veneto, Comune di Venezia e la municipalità a una casa della comunità. Un investimento importante, circa 10 milioni e mezzo, in parte fondi del PNRR e in parte fondi sanitari regionali, con scadenza i tempi imposti dal PNRR e con focus un'attenzione particolare al territorio. Il sito scelto, che permette di dare continuità a una rigenerazione urbana che si sta effettuando nell'area, è raggiungibile da tutti i mezzi e non solo sarà accentratore per la popolazione che ha necessità di assistenza, ma anche come servizi offerti per una migliore efficienza. Soddisfatti tutti gli attori intervenuti, il direttore generale Edgardo Contato, l'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini, l'assessore alla Regione Veneto Lanzarin e il presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo. Tutti i servizi sono visibili nel link in descrizione. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.